dolce per chi vince, amaro per chi perde. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Cambuca, ben trovati allo stadio Gurrera di Sciacca per la sfida che mette di fronte Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri, prima gara del triangolare di semifinale del campionato regionale Juniores Under 19. Ricordiamo che a questo raggruppamento in questo raggruppamento è inserito anche il team dei New Eagles 2010, che viene dal girone A di Barcellona Pozzo di Gotto. Nell'altro girone invece si affronteranno Nissa Ionica e Priolo Gargallo. Intanto consueto saluto tra le due panchine e tra le compagini in campo prima del minuto di raccoglimento che verrà osservato anche qui, anche oggi, per ricordare la memoria di Mattia Giani, il giocatore morto all'età ancora giovanissima di 26 anni. Minuto di raccoglimento al quale ovviamente ci uniamo in profondo religioso silenzio, anche noi. Minuto di silenzio dunque concluso, siamo pronti per dare il via alla partita col primo giro al pallone che verrà dato dalla Don Carlo Misilmeri. Don Carlo in tenuta gialla con calzettoni bianchi e inserti rossi in diagonale sulla maglia da gioco. Dall'altra parte Unitas col consueto completo nero-verde, maglia verde con maniche nere, neri sono anche calzoncini e calzettoni. Formazioni partendo dalla squadra di casa, dall'Unitas Sciacca, guidata da mister Michele Interrante. Schiera in ordine primo giro al pallone verrà dato da Vincenzo Logerfo, punta di diamante adesso divenuta anche della prima squadra. Mettetevi comodi perché inizia Don Carlo Misilmeri Unitas Sciacca col primo giro al pallone dato proprio dalla squadra ospite, con il tocco largo sulla sinistra su Sheriff, si inserisce in area Sheriff, vince il primo rimpallo, poi l'uscita di Di Maggio ad evitare l'uscita del pallone in calcio d'angolo. Inizia il primo giro palla per l'Unitas Sciacca. Qui la pressione fallosa e il calcio di punizione, il fallo commesso dal numero 7 della formazione oggi in tenuta gialla, ovvero sia Aloisio, altro elemento aggregato alla prima squadra. Ricordiamo, per chi non avesse seguito anche l'anno scorso il nostro canale YouTube, Don Carlo Misilmeri campione regionale in carica l'anno scorso nella finale giocata a Mazzara del Vallo, la vittoria del titolo Unitas Sciacca, che l'anno scorso è stata incontrata sul campo di Castellammare del Golfo nei quarti di finale, in quella che era di fatto una composizione diversa della competizione. Ebbe la meglio la Don Carlo Misilmeri, allora allenata da Giampaolo Lobue, oggi affidata a mister Gaetano Rizzo, in quella che è stata una rivoluzione come quella avvenuta a livello tecnico e dirigenziale durante la scorsa estate, e che ha riguardato anche l'assetto del settore giovanile,
con Gaetano Rizzo messo alla guida della formazione juniores, con un impegno importante, quello appunto di cercare di mantenere il titolo regionale. Intanto qui disimpegno sbagliato da parte della formazione nero-verde, allora fallo laterale, il retropassaggio di Mino che non ha favorito i compagni. Qui chiusura regolare, allora Unitas Sciacca che cerca di ricomporsi, c'è il colpo di testa a mettere fuori Romano protagonista anche con la maglia della rappresentativa siciliana al torneo delle regioni, ha anche segnato un gol, purtroppo non è servito a consentire la qualificazione alle semifinali. Qui intanto palla in verticale alla ricerca di Pellegrino, uscita comoda da parte di Maggio, e allora prova ad uscire palla al piede l'Unitas Sciacca con questa palla spalle alla porta, poi l'arbitro lascia giocare per il vantaggio. Allora cambio gioco dall'altra parte con Colline che prova a scortare l'uscita del pallone in fallo di fondo, ci riesce. Allora si riparte dal fondo con Cristian Porpe, spesso aggregato alla prima squadra come terzo portiere insieme a Matteo Chinnici. L'anno scorso Chinnici titolare nella squadra guidata da Giampaolo Lobue e campione in carica prima poi di lasciare il posto a Simone Marino in quella che è stata anche la doppia sfida. Tanto la rimessa per la Don Carlo Misilmeri, fin qui nessuna palla gol costruita dalle due squadre. Lo Gerfo spalla alla porta, prova a giocarla, poi tocco per Sheriff, scambio con Virzì, prova ad arrivare Pellegrino che non controlla, azione d'attacco che continua con Aloisio che alimenta l'azione, arriva Sheriff prova ad andare, inseguito e raddoppiato il numero 10, tocco per Romano, controlla a seguire e palla scucchiaiata su Aloisio, il cross del capitano, colpo di testa a metter fuori, ancora Unitas Sciacca che cerca l'uscita palla, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio dopo il contatto. E allora riprende a girare il pallone la squadra di Interrante, applaudita dagli spettatori presenti. Qui intanto bella la giocata in verticale, palla in zona cross, qui invece il tentativo Sbilenko, un palla che si perde addirittura in fallo laterale. La rimessa già battuta alla Don Carlo, c'è un fallo, il conseguente calcio di punizione per la squadra di Rizzo. La che coinvolge Di Spezio e scattarreggia, lancio intercettato, arriva Di Spezio che dice a Porpe di stare in panchina, Colline anticipato qui Aloisio all'intervento di Perna, poi Romano, verticale, colpo di testa di Basile, la gestione di Milioti a sinistra su Russo, poi la palla che non viene controllata, allora fallo laterale per la Don Carlo affidata a Martorana. Verticale, cerca lo Gerfo che cerca la sponda, Virzì non riesce a giocarla sulla chiusura da parte di Dimino. Unitas che cerca adesso la ripartenza di Perna d'esterno, palla non perfetta per usare un eufemismo.
fallo laterale sarà appunto per la Don Carlo, ancora affidato a Martorana. L'arbitro fischia per far riprendere il gioco, colpo di testa a metter fuori, poi non arriva in questo caso Gulino. Poi il rilancio da parte di Scattarreggia, palla che è rimasta in sospeso, la mette fuori Romano. Fallo laterale battuto dall'Unitas con la palla controllata a spalle alla porta dall'intervento qui di Graci. Poi Colline, l'anticipo ad opera di Basile verso l'area, Porpe la controlla. Gestione palla affidata a Scattarreggia e Romano in questo caso si mette praticamente a 3. La Don Carlo in questa uscita palla, Sheriff qui non trova compagni, trova l'intervento di Dasaro. Poi buon recupero da parte di Virzi che prova a passare in mezzo a due, lo chiude Di Perna per il servizio largo sulla destra. Ancora l'avanzata del 10 in maglia nero-verde che cerca di liberarsi, il cross da dimenticare. Si può riprendere. Poi giocata in avanti, Romano, ancora l'intercetto, Aloisio, Romano, verticale, Pellegrino chiuso dall'intervento di Dimino, poi cerca l'uscita, l'Unitas ma c'è ancora il pallone intercettato. Qui l'uscita buona da parte di Colline, lo Gerfo prende l'uscita palla, allora Gulino prendere velocità, lo chiude Di Spezio che allarga la letto. Aloisio, Colline, verticale intercettata dall'intervento di Milioti, passa poi dal centro dove c'è Pecorino, lancio in avanti, intercettato e poi spazza via Martorana. Sheriff, anticipato Romano con l'aiuto di Aloisio, prova a gestire il pallone, passaggio intercettato all'indirizzo di Sheriff. Poi Basile, serve Gulino, il dribbling del 10 ai danni di Romano, poi prosegue la sua corsa, ancora il numero 10 della squadra di Interrante che spinge, serie di finte, mette in mezzo il pallone Romano, calcio d'angolo, il primo della partita a favore dell'Unitas che convince il pubblico qui presente. All'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo che verrà affidato al piede sinistro di Romano. Tanto qualche piccolo problema di connessione, ci perdonerete se a volte c'è qualche problema, qualche intoppo, purtroppo non dipendente dalla volontà di chi vi sta raccontando la partita qui dallo stadio Gurrera di Sciacca, dove
dove il risultato è sempre di 0-0, come potete vedere anche in sovraimpressione. C'è il cross allontanato da Di Spezio, poi Romano perfeziona il disimpegno, il rilancio di Mino, il controllo tentato da Tomasi, palla che si perde fuori. Quarto d'ora scaduto da qualche secondo nel primo tempo. Ricordo ancora una volta, prima partita di questo triangolare che mette di fronte Unitas Sciacca, Don Carlo Misilmeri e New Eagles, formazione che ha vinto il proprio raggruppamento della fase di Barcellona Pozzo di Gotto, formazione di Capodorlando. Un po' particolare anche la suddivisione dei raggruppamenti mamertini, con 2 raggruppamenti di Capodorlando e 1 a Messina. Tanto lancio di Sheriff, uscita senza grossi problemi da parte di Di Maggio, che ha subito messo in movimento i suoi compagni. Il lancio, la ricerca è quella di Graci, serie di finta, ancora Graci, va giù nel contatto con Scattarreggia, non fischia il direttore di gara. Poi gestione palla da parte di Pecorino, che apre, colpo di testa di Colline, dove però c'è Basile, sbaglia il tocco, allora Aloisio prova a far correre in questo caso Pellegrino, tocco centrale, Sheriff, Aloisio, Romano, coinvolge nell'azione anche Martorana, Romano ancora, Di Spezio, Colline, Di Spezio, la finta per evitare l'arrivo da parte di Gulino, Colline, verticale, lo Gerfo non riesce a gestirla, poi viene raddoppiato e fermato. C'è l'intervento definitivo da parte di Dasaro che lancia un tocco col braccio, calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri con Romano. Ricordo anche che giovedì allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri la Don Carlo affronterà i New Eagles, altra partita che seguiremo in diretta sul nostro canale YouTube. Infine la sfida in quel di Capodorlando tra New Eagles e Unitas Sciacca. La vincente del girone volerà in finale contro la vincente dell'altro girone, ovvero sia quello composto, ve lo ricordo ancora una volta, da Nissa, Ionica e Priolo Gargallo. La vincitrice del girone A di eccellenza, una delle mine vaganti, una delle sorprese del girone B dello stesso campionato, e infine il Priolo Gargallo, la squadra più a sud tra quelle ancora in corsa, una delle più a sud dell'intero calcio siciliano e nello specifico del campionato di promozione. Vedremo come andranno le cose. Intanto ultimo tocco di Youssef Sheriff e palla per Basile, che effettuerà il fallo laterale. Andrà alla battuta lunga il terzino destro di mister Interrante. Controllo di Gulino, poi lancio in avanti da parte di Milioti, non riesce l'aggancio a Tomasi. Allora rimessa per l'Unitas, scusate, rimessa per la Don Carlo. Romano porta su, gestisce come sempre i ritmi del gioco. Il classe 2005, l'anno scorso uno dei più importanti per la conquista del titolo regionale, una squadra, ripeto, guidata da Giampaolo Lobue, che aveva al suo interno diversi elementi di spessore. Basti pensare ad esempio, oltre a quelli ancora presenti,
lo Gerfo, come lo stesso Romano appunto, come Virzì, con loro anche ragazzi come Federico Sino, che proprio ieri ha segnato il suo primo gol in Serie D, tra l'altro con la maglia della San Cataldese, con cui si sta anche avvicinando al traguardo della salvezza. Tanto la punizione è giocata malissimo dalla San Cataldese, pallone che si perde ben sopra la traversa, e allora riparte da fondo con i suoi difensori centrali la Don Carlo Misilmeri di Spezio, battuta larga per Sheriff che prova a tenerla in campo, Colline non riesce a sua volta a gestirla, quindi rimessa per l'Unitas Sciacca. Affidata a Basile. Tocco di Spezio, rimessa Unitas, ultimo tocco in realtà è stato di Gulino. Ora, non abbiamo ricevuto altri feedback, la sensazione però è che sia un po' più fluida la trasmissione della gara, ne possiamo solo che essere contenti. Naturalmente un servizio che offriamo al meglio delle nostre possibilità. Naturalmente ci scusiamo con chi ha avuto difficoltà nel seguire l'incontro fino a questo momento, comunque nei minuti precedenti. Qui intanto va giù, se ho visto bene, Russo. Allora, calcio di punizione, fallo commesso a giudizio del direttore di gara da Virzì. Ora piazzato, molto interessante per l'Unitas. Sulla palla c'è Milioti. Non salgono in realtà in tantissimi nell'Unitas. Si è tolto Milioti, dovrebbe andare alla battuta Gulino. Fischia l'arbitro, la palla messa in mezzo, rimbalza davanti a Di Spezio che allontana, poi l'anticipo di Lo Gerfo che può far partire la Don Carlo. Sheriff, il tocco è per la corsa di Pellegrino. Pellegrino può andare, viene fermato però, è andato letteralmente a sbattere sui due centrali, o in quel caso i due difensori rimasti a salvaguardia dell'area di rigore da parte dell'Unitas Sciacca su questa palla inattiva. Allora rimessa per la Don Carlo, se ne occupa Colline. Romano di prima non riesce a trovare i compagni, poi Romano recupera palla senza commettere fallo. Martorana, controllo così così, riesce comunque a gestire la palla, il terzino destro di mister Rizzo. Romano non sa a chi darla, si appoggia allora a Scattarreggia. L'anno scorso faceva per esempio della formazione che ha giocato le fasi finali in particolare, mentre intanto attenzione a questa giocata, area di rigore, il servizio per il tiro alto sopra la traversa da parte di Graci, prima palla gol della partita. Dicevo di Scattarreggia mentre ci atterra il suo compagno di reparto Di Spezio, che spesso e volentieri l'anno scorso, soprattutto nella fase finale, ha condiviso il reparto con un altro ragazzo che ha fatto parte della rappresentativa regionale al torneo delle regioni, ossia Gabriele Lampo, quest'anno protagonista con il Castellammare, vera rivelazione di questo campionato, attualmente al quarto posto proprio con l'Unitas Sciacca che ha avuto una bella rimonta dopo un inizio difficile, dopo la fine abbastanza
tormentata del rapporto con Lillo Bonfatto. Dopo un po' è subentrato Angelo Calfano, che ha dimostrato di essere allenatore di categorie superiori all'eccellenza, fermo restando che la piazza di Sciacca resta sempre molto esigente, sempre molto ambiziosa, e sicuramente l'anno prossimo, facendo tesoro degli errori commessi quest'anno, la vedremo grande protagonista del campionato di eccellenza gironea. Qui sbaglia Martorana, pallone raccolto e rilanciato da Russo, prova a distendersi l'Unitas Sciacca, l'errore però nel controllo da parte di Tomasi, ne approfitta Scattarreggia, che sbaglia a sua volta tanti errori adesso da una parte e dall'altra, chiede di fermare il gioco l'Unitas Sciacca. Piccolo battibecco tra le parti. Ricordiamo che tra l'altro nel confronto tra società la Don Carlo Misilmeri cerca ancora la sua prima vittoria contro l'Unitas, perché ricordiamo entrambe le partite che si sono giocate quest'anno hanno, almeno per quanto riguarda il campionato eccellenza, si sono concluse entrambe con una vittoria dei neroverdi. All'andata finì 1-0, anche al ritorno finì 1-0, all'andata segnò Pietro Balistreri. Era ancora l'Unitas Sciacca di mister Bonfatto, era ancora la Don Carlo Misilmeri di mister Giuseppe Tumminia, mentre è a terra Russo. Sta ricevendo le cure, anzi si tratta del numero 7, ovvero sia Pecorino. Al ritorno al Giovanni Aloisio di Misilmeri, 1-0 firmato da Aliou Baldè, giocatore arrivato a dicembre proprio per sostituire Balistreri, andato alla Pro Favara. Si rialza intanto Pecorino, accompagnato a bordo campo dallo staff medico e dai suoi compagni. Pallone che verrà scodellato, l'Unitas lo dovrebbe restituire alla Don Carlo Misilmeri, visto che il possesso, anzi no, il possesso era dell'Unitas, e qui un po' esigente il direttore di gara nel far rigiocare il pallone scodellato a Basile. La gestione adesso da parte di Dasaro, indietro a Di Maggio, lancio così così, lo recupera Virzì, che poi prova la gestione, sbaglia il tocco, subentra Romano, c'è anche l'arbitro in mezzo, Romano lo schiva. Colline, pallone che rimane in campo, lo Gerfo, sponda per Sheriff, forse in posizione irregolare, così è, fuori gioco dell'ex giocatore tra le altre di Cus Palermo e Mazzara, 46, arrivato a dicembre in uno scambio che ha di fatto rispedito a Mazzara del Vallo Giovanni Pace, che a sua volta l'anno scorso giocava nella Mazzara, quella diventata poi USD Mazzara quest'anno. Qui intanto bel palleggio da parte di Pecorino, che si è chiaramente ripreso, poi conclusione e palla che finisce in fondo al sacco, un gol straordinario che porta in vantaggio l'Unitas Sciacca, 1-0 il punteggio. Gran gol, e dunque si sblocca la partita del Gurrera, splendida esecuzione e applausi a scena aperta meritatissimi. Per il numero 11 Tomasi, gran gol. E parziale che cambia dunque al Luigi Gurrera, e sotto la squadra campione in carica con un'autentica perla
Romano subito prova a reagire la Don Carlo, la fa rimbalzare Pellegrino, Lo Gelfo controlla, spintonato da dietro, l'arbitro invita Lo Gelfo a rialzarsi. Questo probabilmente era un intervento falloso ai danni del centravanti della Don Carlo Misilmeri, che intanto commette fallo con Sheriff. Si accendono un po' gli animi con il direttore di gara che si vincera delle condizioni di Gulino, mentre alle sue spalle un po' di spintoni. Alcuni chiarimenti, anche il portiere Di Maggio è uscito dalla sua zona di competenza per prendere anche, perché no, le difese dei compagni di squadra. Sembra essere Pellegrino il giocatore un po' più acceso in casa misilmerese. Con Romano che prova a riportare la calma. Intanto calcio di punizione per l'Unitas, riprende il gioco. Di Maggio invita i suoi compagni a mettersi bene in campo. Da circa 2 minuti e mezzo, quasi 3 minuti, è in vantaggio l'Unitas Sciacca. Qui Pellegrino tiene il pallone in campo, non secondo il direttore di gara, però mi permetto di esprimere qualche dubbio su questa scelta, ma tant'è. Qui tra l'altro l'assistente era dall'altra parte. In ogni caso rimessa, sponda tentata da Graci, alla fine Di Spezio che un attimo recupera, ma c'è Gulino che va, lo ferma, scattarreggia, poi ancora Gulino, la mette in fallo laterale. E sarà rimessa per la Don Carlo, anche qui qualche piccolo dubbio, da capire più che altro se Scattarreggia era riuscito a prendere il pallone prima della sua uscita dal rettangolo. Evidentemente no. Lo Gelfo, spalla alla porta, forse messo giù da Dasaro, così è secondo l'arbitro, calcio di punizione Don Carlo. Partita che sta salendo di colpi dal punto di vista dell'intensità. Romano per Sheriff, prova a portare a spasso il pallone agli avversari, poi propone questa palla in mezzo, rimbalza davanti a Pellegrino, poi Lo Gelfo, conclusione alta sopra la traversa, ci ha provato qui Lo Gelfo. Reclamano un possibile fuorigioco del centravanti i giocatori dell'Unitas. Lo Gelfo che, come dicevo, in fase di presentazione sta iniziando a essere protagonista con una certa continuità anche con la prima squadra. Qui intanto Sheriff riesce ad evitare l'intervento dell'avversario, si presenta al limite dell'area di rigore, stoppato il suo cross dall'intervento di Dasaro. Secondo calcio d'angolo della partita per la Don Carlo Misilmeri. C'è sicuramente bisogno delle fiammate di Youssef Sheriff per mister Rizzo. Tanto batte il calcio d'angolo sul primo palo e colpisce proprio il paletto esterno. Dicevo di Lo Gelfo, a segno ieri, come abbiamo anche potuto vedere sugli highlights pubblicati presenti sul nostro canale YouTube, autore del gol del definitivo 2-2 sul campo dell'Aspra, in una partita in cui comunque la Don Carlo ha dimostrato che, al netto della salvezza conquistata nella domenica precedente nella sfida contro il Mazzara, ha onorato l'impegno e ha voluto giocare al massimo la partita. Tanto c'è un calcio d'angolo per l'Unitas e poi, completando il discorso sullo Gelfo,
aveva segnato una doppietta proprio contro il Mazzara, quindi 3 gol in 7 giorni per il centravanti Misilmerese Doc. Ma intanto occhio al secondo corner per l'Unitas, lo batte Gulino. La battuta sul secondo palo, colpo di testa, palla che si perde alta, dovrebbe essere stato Dasaro. Rimette subito in gioco la squadra in maglia gialla, con Romano che va a lungo, colpo di testa appena accennato, qui scontro in quota tra Di Mino e Lo Gerfo. Pecorino, apertura su Gulino che fa sponda, Di Perna, pallone messo verso l'area di rigore un po' svirgolato, interviene Scattarreggia, lui spazza via senza fare troppi complimenti. Sheriff va a lottare con Basile, riconquista, poi contatto, punizione. Reclama il cartellino. Gulino e Di Perna, tra l'altro, oltre al novero dei portieri, Di Maggio oggi in panchina come secondo portiere c'è Cucchiara, ma ci sono altri portieri giovani come Giovanni Grotta ad esempio, ex Palermo, terzo portiere dell'anno della promozione in Serie B. Qui intanto Aloisio, conclusione sporca, un rimbalzo davanti a Di Maggio che è sveglio, attento, evita la beffa. Passò il pallone, lo gioca subito a sinistra per Rousseau. Graci, scarico indietro, Pecorino, controllo non perfetto, Sheriff gli porta via il pallone, sta provando ad accendersi il 10 che adesso verticalizza il Pellegrino, posizione regolare, Pellegrino, paratona da parte di Di Maggio, calcio d'angolo. Verticalizzazione da Sheriff a Pellegrino e pericolo per la porta di Di Maggio che è stato bravissimo a tuffarsi alla sua sinistra, a metterla in corner. Terzo tiro dalla bandierina per la Don Carlo, sempre affidato a Romano. Pallone che spiove, questa volta scelto il secondo palo, Scattarreggia anticipato, Sheriff al volo, conclusione fuori. Ultimi 7 del primo tempo in arrivo, tra l'altro partita anche abbastanza scorrevole, quindi difficile vedere tempi di recupero particolarmente ampi in questa prima frazione. Qui intanto tocco con un braccio considerato involontario da parte di Aloisio, intervento da parte di Di Mino, poi di testa Sheriff, Lo Gerfo, controllo che di fatto diventa un passaggio ancora per Sheriff, sovrappone Lo Gerfo che arriva sul fondo, propone il cross, esce anche bene dal suo piede nonostante i rimbalzi irregolari del campo del Gurrera, non arriva Pellegrino, arriva invece a spazzare Russo, poi Martorana, Pellegrino, non arriva Virzì, spazza via, questa volta Di Mino, Graci, prova a tenerla, alla meglio Martorana che è tornato in difesa in tempo, Di Spezio, Sheriff col controllo alla meglio su Di Mino, tiene palla ancora il 10, sempre Sheriff, fermato Romano, Colline col cross, Lo Gerfo prova a staccare, la suona sponda per Pellegrino che viene anticipato, Pecorino allarga dalle parti di Russo, ancora al 7 che può andare con spazio, evita l'intervento di Romano, poi tocca in verticale, passaggio sbagliato ma Martorana non riesce a leggere bene il tocco e allora spinge Tomasi, palla in mezzo, fermata da Martorana, pareggia il conto dei corner, l'Unitas sciacca, adesso sono 3 a testa per i ragazzi di Interrante e per i ragazzi di Rizzo. Alla battuta può andare in questo caso, se ho visto bene, Pecorino, non tantissimo ancora in area per l'Unitas, pallone sul secondo palo, colpo di testa, palla che sbatte sul palo e poi si perde fuori, occasionissima per
Tomasi. Qui Colline lancia su Sheriff che la tiene in campo. Pellegrino la protegge nonostante un fisico non da bomber vecchio stampo. Romano col lancio per la corsa di Sheriff, prova a tagliare fuori, in qualche modo ci riesce Tasaro, ma ancora Sheriff è più rapido e gli porta via il pallone, poi ancora si impappina col campo. Aloisio recupera palla e dà una mano ai compagni, il capitano della Don Carlo che calibra questo cross col mancino, colpo di testa da parte di Virzì e lui a toccarla verso la porta. Allora si riparte dal fondo con gli ultimi 4 minuti e mezzo di primo tempo, parziale di 1-0 per la formazione guidata da mister Interrante, che continua a dare indicazioni. Di Maggio si prende qualche secondo extra, poi va a rinvio, colpo di testa, poi prova a scattare Sheriff, lo accompagna in questo caso Basile, che la tocca ed è calcio d'angolo. Quarto corner per la squadra di Rizzo. La bandierina Youssef Sheriff, ma ancora una volta il direttore di gara invita neroverdi e giallorossi a non strattonarsi eccessivamente. In particolare lo Gerfo e Milioti, due capitani chiamati a rapporto in questa occasione. Sheriff dalla bandierina, l'arbitro fischia per far riprendere il gioco. La battuta di Sheriff, colpo di testa a mettere fuori da parte di Dimino, dovrebbe essere fallo laterale per la Don Carlo, infatti si accontenta della rimessa Francesco Virzì, che la lascia a Romano. Si incarica anche dei falli laterali, il numero 8. Pallone verso l'area che spiove, Di Maggio con l'uscita. Passò il pallone, si accartoccia su di esso. Poi fa salire i compagni. Poco più di 2 minuti al 45esimo. Di Maggio serve a sinistra Russo. Poi in qualche modo deve tenerla in campo, ma lo fa male l'Unitas. Milioti. Fallo, gioco pericoloso del capitano della Don Carlo, che anzi il capitano dell'Unitas. Qui battuta subito veloce sullo Gerfo, taglia fuori, perfetto da parte di Russo, che si guadagna il rinvio dal fondo. E Di Maggio può andare ancora al rinvio dal fondo. Ricordo ancora una volta l'appuntamento per giovedì pomeriggio ore 16, finita la grigliata della festa della liberazione. Potete assistere alla gara tra Don Carlo Misilmere e New Eagles dal Giovanni Aloisio di Pianostoppa. Virzì, lo Gerfo ai 20 metri, finta di tiro, poi ci prova, viene ribattuto da Russo. Dimino cerca Pecorino, contatto, fallo di Romano, calcio di punizione per l'Unitas. Sciacca, che inizia in possesso palla l'ultimo minuto dei 45 del primo tempo. Ricordo ancora una volta che per la settimana prossima Sciacca e New Eagles si affronteranno nella terza e ultima partita, che potrebbe diventare decisiva in caso di vittoria dei Saccensi, o comunque di non sconfitta dei Saccensi. Potrebbe essere ininfluente qualora la Don Carlo dovesse oggi rimontare e successivamente battere i Mamertini. Palla che finisce direttamente in fallo laterale. Mancano 15 secondi alla fine del primo tempo, vedremo se ci sarà recupero. 2 minuti inizieranno presumibilmente dalla battuta del fallo laterale affidato a Colline.
Lo Gerfo la tiene, poi cerca la traccia in verticale, questa è una gran palla per Virzì, l'uscita da parte di Di Maggio che rimane anche a terra. Ottima idea qui da parte di Vincenzo Lo Gerfo, rimasto giù, numero 1 dell'Unitas, che adesso pian piano si rialza, ha preso probabilmente sfiorato dal piede destro del numero 6 della Don Carlo, che si è inserito come ci ha abituato a fare anche nella passata stagione, e grazie a un suo gol se la Don Carlo si trova a questo appuntamento. Tanto fallo ai danni di Dasaro, tra l'altro c'era anche posizione di fuorigioco, quindi in ogni caso calcio di punizione. Dicevo, il gol di Virzì nel rovente finale dello spareggio per il titolo provinciale tra Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana, dopo il 3-2 dell'andata a Misilmeri, il 2-1 per la squadra di Mister Candela, al quale ha posto rimedio proprio Virzì, che tante cose ieri ha anche giocato titolare contro l'Aspra, vista anche l'assenza di Lavardera. Romano, ultimi istanti del primo tempo, Romano lancia Pellegrino, posizione regolare, Pellegrino anticipato da Di Maggio che è attento. Tomasi, Graci, evita l'intervento da parte di Scattareggia, prova ad entrare in area di rigore, Scattareggia torna con lui, poi tiene il pallone, passa in mezzo a due, gran giocata, va giù senza fallo secondo l'arbitro. Allora prova a ripartire la Don Carlo, ma il direttore di gara ha altre idee, come quella di rimandare le squadre negli spogliatoi. Parziale di 1-0 in favore dell'Unitas Sciacca, col gol messo a segno da Tomasi al 29esimo del primo tempo. Le squadre stanno per tornare negli spogliatoi dello stadio Luigi Gurrera di Sciacca. Noi vi lasciamo con le principali immagini dello scorso weekend dai campi targati Sportisiri. Ovviamente l'invito è quello, rimanere con noi. San Giorgio Piana, San Giovanni Gemini, una passerella, la partita più bella, si gioca fuori dal campo. E allora siamo qui e ringraziamo il nostro numero 1 dei cameraman di Palermo e provincia, Giuseppe Zito. E poi passo la parola a quello che è il miglior telecronista della stagione. Ce ne sono seguiti diversi, ma permetteteci di dire che lui è il nostro numero 1, la storica voce del San Giorgio Piana, Giorgio Virga. Poi profondità per Manno, intanto Di Gaio. Manno cerca di inserirsi, ce la fa, la mette in mezzo, arriva Amaio! Federico! Il tank il gol di Federico Amaio. Il primo gol che sa di eccellenza, lo sigla il tank Va a festeggiare sotto il settore. E volevo sottolineare il grande assist di Manno. Alta voce, Gioventù. Ciancimino! Attenzione, ci ha provato qua, ottimo l'intervento del portiere, ma c'è corso. Ciancimino che spara sopra la traversa. Immenso Fabio Caglio, attenzione Serio, può vedere Manno, lo serve. Ottima la palla per Manno. Dice Serio, Manno la controlla. Forse perde un po' di tempo, la mette poi in mezzo, c'è Serio! Giochino! Serio! 2-0! 2-0! Due assist Manno. Due assist Manno, che è quello che voglio sottolineare, due assist Manno. Palla verso Serio, Serio, 1 contro 1, attenzione Jack, ancora Jack, 1 contro 1. Doppio passo, Jack di punta! Cercato il gol, il gran gol, come sempre. Sintetica, quindi tanto Serio. Di destro, e qua ottima la parata del portiere che la vede arrivare all'ultimo, questo pallone. Miracolo di Bighetti, prova a lanciare la palla
qua due c'è Manno che ci può provare da fuori aria. Manno il destro! Ciabatta di Manno. Applaude convinto al mister Roberto Bellavia. Secondo me mister Chimici farà uscire Porcelli e Manno perché martedì c'è il ritorno della Juniores. Tanto se richiama Manno a sé, ci prova il Occhio! destro! E qua ottima la parata del portiere. Tanto palla in mezzo, attenzione il colpo di testa di Amaya. Faccio d'angolo dall'altra parte, stiamo per triplicare. Meritatissimo tutto questo affetto per Fabio Gaglio che ormai ha la maglia del San Giorgio sotto. Tanto bella la palla per la maglia. Botta! È il tank! È il tank double. Federico Amaya. Che gol del tank. Tanto arriva il gol di Jack Serio. Ma in realtà sembra sembrato un autogol, Giorgio. Porcelli per Scalissi, tenta il destro. Intercettato ancora Scalissi, lo mette in mezzo. Serio gol. Gol 5-0. Tanto Manno, attenzione Manno, palla per Scalisi, salta l'uomo, Scalisi il destro, troppo centrale, qui corso, sbaglia, attenzione, numero 7 prova il sinistro, è un gran gol questo. È finita, il San Giorgio è ufficialmente in eccellenza. Devo dire soltanto grazie ai miei ragazzi, grazie alla società che mi ha permesso di lavorare tranquillamente, grazie ai ragazzi che fino all'ultimo hanno onorato la maglia, hanno onorato questa grande società facendo una grande prestazione. È un peccato, certamente perdere i playoff per un punto, insomma c'è molto drammatico, però insomma non ci possiamo rimproverare niente, perciò sono contento di questo gruppo, veramente un grande gruppo, una grande famiglia e l'avevamo dimostrato anche lo scorso anno. In questo momento insomma credimi c'è un po' di drammatico perché insomma se vado a valutare certe partite, vedi il rigore al 94esimo Gioiosa, insomma quello poteva essere il punto fondamentale per andare ai playoff, però insomma proprio quando riguarda la mia permanenza poi si vedrà, vediamo con la società che intende fare, insomma ci sono cose da vedere. Intanto insomma ci godiamo questo finale di stagione finito alla grande, veramente alla grande e niente, dobbiamo ormai pensare alla stagione prossima. Ma Denny sappiamo benissimo che è un grande attaccante, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, però sappiamo benissimo che la società è una società che lascia liberamente ogni giocatore di andare dove vuole. L'abbiamo fatto con Sferruzza quest'anno, perciò insomma non poniamo dei veli a un ragazzo. Certamente se per lui è una cosa positiva dove possa ambire a una cosa migliore, la società tranquillamente non toppa niente. Però io penso che la società all'Ascari si sta bene, è una società che fa stare tranquilli i giocatori sotto tutti gli aspetti, anche quelli economici, che lo garantisco, perché in altre società, come succede sempre, finisce la stagione e ci rimani male perché i soldi non li prendi. Invece questa è una società che ti fa lavorare bene, ti dà tranquillità sempre col sorriso, di tutto, è diciamo come si dice un'oasi. Gioie e dolori, sensazioni belle anche nei momenti poco felici, diciamo. Io sono contentissimo perché la squadra, i ragazzi, il mister, la società ci hanno regalato delle emozioni non indifferenti.
Va bene pure così, abbiamo dimostrato che pur essendo arrivati quasi in zona play-out, se non siamo arrivati in zona play-out, noi lo sapevamo, avevamo una grande squadra, grandi giocatori, grandi uomini, un grande mister, e lo devo ringraziare mister Grimaudo, devo ringraziare anche mister Nardi per quello che ci ha dato. Niente, bello lo stesso, va bene così. Noi abbiamo onorato il calcio fino all'ultimo secondo e ora programmiamo per la prossima stagione. Ringrazio tutti i ragazzi, li voglio bene uno a uno, non li voglio citare singolarmente, però li ringrazio tutti per quello che hanno dato. Entriamo in diretta dallo stadio Luigi Gurrera di Sciacca, intervallo ancora in corso della sfida tra Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, gara, ricordo, valida per la prima giornata del primo triangolare di semifinale del campionato regionale Juniores Under 19 Sicilia. Il risultato vede in vantaggio la squadra di casa, l'Unitas Sciacca, per 1-0, la rete messa a segno da Tomasi al 29esimo del primo tempo con una grande conclusione dalla distanza che ha battuto il portiere della Don Carlo Misilmeri Porpe. Occasioni da una parte e dall'altra sia per l'eventuale pareggio che per l'eventuale raddoppio, però si rimane sull'1-0 ed è un risultato che lascia naturalmente aperto tutto, perché ci sono ancora da giocare i secondi 45 minuti. Aggiornamento anche dagli altri campi, perché si sta giocando l'altro incontro, l'incontro del secondo triangolare di semifinale, e dopo i primi 45 minuti allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta è sempre fermo sullo 0-0 il match tra Nissa e Ionica. Intanto il signor Martorana della sezione arbitrale di Trapani rimanda in campo le squadre. Non dovrebbero esserci cambi da entrambe le parti, e allora le formazioni con la Don Carlo con l'Unitas Sciacca che schiera Di Maggio in porta, linea difensiva composta da destra a sinistra da Basile, Dasaro, Di Mino e Russo, in mezzo al campo Milioti con Perna e Pecorino, in attacco ci sono punta centrale Graci, ai suoi fianchi Tomasi e Gulino. Risponde la Don Carlo Misilmeri con in porta Porpe, difesa da destra a sinistra Martorana, Scattarreggia, Di Spezio e Colline. In mezzo al campo agiscono Virzì
Romano e Aloisio, mentre inizia in questo momento il secondo tempo. Le punte sono Lo Gerfo e Pellegrino, assistiti da Sheriff, mentre intanto piccolo problema per Birzì. Pallone restituito dalla Don Carlo Misilmeri all'Unitas Sciacca. Unitas Sciacca che porta in panchina il secondo portiere Cucchiara, poi ci sono Matteo Fauci, Leonardo Fauci, Crivello, Miccolis, Puccio, Toto. E Tutone. Intanto c'è un fallo ai danni di Scattarreggia, calcio di punizione in favore della Don Carlo Misilmeri. A completare la panchina c'è Marciante, chiedo scusa per averlo mancato. Panchina della Don Carlo Misilmeri col secondo portiere Chinnici, poi Puleo, Castagnetta, Arrigo, Tomarchio, Adelfio, Lumir, La Paglia e Colombo a disposizione di Mister Rizzo. Ricordo anche qui i 5 cambi, non ci sono gli slot come nel calcio professionistico, quindi 5 cambi possono avvenire anche in 5 momenti diversi della partita. Qui, se avete capito bene, mister Interrante chiedeva la copertura del lungolinea ai suoi giocatori. Romano di testa, poi ancora Sheriff anticipato, arriva, anzi prova ad arrivare Martorana, ma c'è la corsa di Tomasi. Qui Gracci che voleva proseguire nella corsa, è stato servito invece in profondità, passaggio sbagliato. Allora Romano, Di Spezio, Colline, si propone Aloisio, visto e servito il numero 7 capitano della squadra guidata da Gaetano Rizzo. Lo Gerfo ha anticipato ma ha commesso fallo, arriva anche l'ammonizione per Vincenzo Lo Gerfo, che dunque finisce per primo sul taccuino del direttore di gara, primo ammonito della gara, dunque il capitano della Don Carlo Misilmeri. Scusate, il centravanti della Don Carlo Misilmeri, il capitano è Aloisio, uno dei protagonisti, anche Lo Gerfo della cavalcata che l'anno scorso ha portato la squadra misilmerese fino al primo turno nazionale del campionato juniores, sconfitta col punteggio complessivo di 1-0 con squadra di grande tradizione dal punto di vista del calcio giovanile, in una regione che per il momento offre purtroppo poco al calcio nazionale. Basti pensare che c'è una squadra in Serie B, una in Serie C e poi il resto tutto nel calcio dilettantistico, come ad esempio la Rinata Reggina. Intanto fallo ai danni di Pecorino, punizione per l'Unitas Sciacca. L'arbitro deve fischiare per far rimettere in gioco il pallone. Il signor Martorana è apparso abbastanza fiscale su situazioni in cui si poteva anche essere un pochettino più tolleranti a lasciar correre. La battuta intanto di Pecorino, cercato Gulino, colpo di testa di Martorana. Sheriff verticale con l'anticipo direttamente in fallo laterale da parte di Basile. Giornata tipicamente primaverile qui a Sciacca, fischia un po' il vento ma niente di particolarmente pesante. Ricordo ancora una volta, per chi si fosse messo in visione da poco, che questa è la prima delle 3 gare nel calendario del triangolare di semifinale del campionato regionale Juniores Sicilia. Giovedì al Giovanni Aloisio di Misilmeri la sfida tra la Don Carlo e i New Eagles di Capodorlando, e poi lunedì prossimo, proprio in terra messinese o della provincia di Messina ovviamente, la sfida tra i vincitori della fase di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno vinto tra l'altro in finale contro la Nuova Rinascita, e i saccensi di mister Interrante. Chi avrà la meglio, chi avrà il primo posto della classifica del girone, affronterà
la prima in classifica del girone B, che ricordo mette di fronte Nissa, Ionica e Priolo Gargallo. Qui intanto mette in calcio d'angolo Milioti, quinto giro in bandierina per la squadra di Rizzo. Come dicevo poc'anzi, prima della ripresa del secondo tempo, prima dell'inizio del secondo tempo, è 0-0 al Marco Tomaselli tra Nissa e Ionica. Ricordo poi la finale si giocherà in campo neutro, come successo a Mazzara del Vallo un anno fa tra Don Carlo Misilmeri e Messana. La battuta intanto di Romano, primo palo, lo Gerfo a far da sponda quasi aiutandosi col palo, poi c'è una spinta di Aloisio, calcio di punizione non gestito benissimo e non è la prima volta che accade. Il corner dalla squadra di Rizzo. Mentre intanto per il momento c'è movimento solo sulla panchina dell'Unitas, con 4 giocatori a scaldarsi per mister Interrante. Per il momento tutto fermo per mister Rizzo. Qui sbaglia ancora una volta il rilancio di Maggio, la palla torna a lui, attenzione, perché il direttore di gara ferma il gioco per un presunto fallo di Lo Gerfo su Di Mino. E dunque si riparte con la punizione per Di Maggio, che stavolta calcia bene, colpo di testa di Romano, poi quello di Martorana, prova allora ancora con Tomasi, l'Unitas sciacca, anzi con Graci, autore del gol dell'1-0, che poi commette fallo. Graci con la maglia numero 11 che ha sbloccato la partita. Gioca la Don Carlo sulla sinistra, colpo di testa, poi Milioti, pallone spazzato via da Di Mino, cerca Tomasi, non lo trova. Romano, si inizia a chiudere l'Unitas, anche in gestione del risultato. Contano i 3 punti se si vogliono avere chance di proseguire il cammino e di conseguenza sfruttare al meglio quella che sarebbe l'ultima partita, quella contro i New Eagles. Intanto fallo di Tomasi, punizione e giallo, quindi ammoniti i 2 centravanti. Poc'anzi era stato ammonito Lo Gerfo. Allora punizione per la Don Carlo Misilmeri sulla palla Romano. Attacca con 6 uomini tra l'area e il limite la squadra ospite, pallone che arriva in aria, allontanato, vediamo se riparte con Milioti la squadra di casa, però sbaglia il tocco con Di Perna, poi Romano fermato senza commettere fallo ancora dal numero 8 di casa, che sbaglia ancora però, e allora Colline, palla lisciata di testa, c'è Sheriff, area di rigore, Sheriff, la parata di Di Maggio, ancora Sheriff, serie di rimpalli, la palla messa fuori dalla difesa dell'Unitas, ma che occasione ha avuto la Don Carlo qui con Sheriff. Qui non riesce nella gestione Graci, che subisce fallo però, e allora punizione. C'è a terra Dasaro. Allora ha reclamato l'intervento della panchina.
Allora, arriva il momento del primo cambio con Crivello, maglia numero 15. Vediamo se sarà proprio Dasaro a lasciare il campo. Eh sì, quindi fuori Dasaro, dentro Crivello. Applausi per uno dei due centrali dell'Unitas. Non manca il supporto del pubblico oggi, un lunedì pomeriggio, in ogni caso tante persone qui al Gurrera a sostenere e a tifare la Juniores diretta da mister Interrante. Qui non riesce ad arrivare sulla palla Milioti, rimessa Don Carlo Misilmeri con Birzi che la lascia a Martorana, rimessa verso lo Gelfo, sponda col petto Sheriff la mette in mezzo col sinistro, colpo di testa con la palla che rimbalza poi su Pellegrino. Sheriff che 2 anni fa fece parte del gruppo del Trapani che vinse il titolo regionale Under 18, poi dall'anno successivo rimosso per lasciare spazio solo al campionato Juniores Under 19. Una finale a dir poco agonica giocata al Pasqualino di Carini contro il Cus Palermo, che tra l'altro è squadra che gli ha dato di fatto le origini calcistiche. Fu costretto a vedere i suoi compagni vincere da fuori. Trapani che ebbe la meglio solo dopo i calci di rigore, la partita terminata 5-5 nei supplementari, con anche diversi giocatori che adesso giocano tra i grandi, tra virgolette, inteso come adulti, come ad esempio un nome su tutti che viene in mente, quello di Diego Ferruzza, che adesso gioca titolare nel Geraci in eccellenza, autore anche di gol pesanti nell'ultima parte della stagione. Geraci che proprio ieri, come abbiamo anche documentato con le nostre telecamere, col pareggio in casa del Casteldaccia ha ottenuto il pass per la salvezza e per un altro anno in eccellenza. Tanto corre Graci, servizio sulla sinistra per Russo. Russo evita l'intervento di Martorana, va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro e allora rinvio dal fondo per Porpe. Si rialza qui, anzi per il momento non si rialza ancora, il terzino sinistro dell'Unitas, mentre sono passati 13 minuti e 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. Si rialza adesso il numero 3 Russo. Di Spezio scavalca il centrocampo col suo lancio, colpo di testa senza grossi problemi da parte di Dimino, poi controllo a sinistra di Russo che si è ripreso verticale. Lo scontro tra Tomasi e Martorana, fallo subito da quest'ultimo, braccia spalancate in segno di protesta da parte di Interrante. Non vuole sentire ragioni il signor Martorana di Trapani e calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri a ridosso dello scadere dell'ora di gioco. Tanto prime mosse in arrivo anche per Gaetano Rizzo, mentre prosegue il riscaldamento sull'angolo opposto per i giocatori dell'Unitas. Qui Romano col lancio da dimenticare. Di Maggio addirittura la controlla col petto prima di raccoglierla con le mani, poi lancia sulla destra per Basile, finta su Pellegrino, poi servizio tutto largo a destra, fallo su Gulino da parte di Colline. Lancio intanto dalla parte di Russo, passa per i centrali Pecorino, scambia con lui, Birzi va in pressing, viene aggirato, riesce a muovere bene il pallone la squadra neroverde, che qui cambia fronte, va a destra da Gulino che può avanzare
Di Perna davanti a lui, visto e servito Lotto. Poi prova a prendere il centro, saltato Milioti, tocco per Russo a sinistra. Coinvolti i terzini in questa azione d'attacco dell'Unitas. Qui però Virzi prova a recuperare palla, non ci riesce su Graci che resiste anche ad un contatto. Poi Tomasi, il tacco per la corsa di Russo che mette in mezzo male, però la palla non è rimasta in campo, quindi si riparte dal fondo. Riparte là Don Carlo a sinistra, Sheriff però non la tiene in campo, brutto passaggio qui di Collina. Mister Interrante, come probabilmente avrete anche sentito, invita la sua squadra a rimanere più corta possibile senza allungarsi. Il rischio con un campo così grande è anche quello di aumentare le distanze tra i reparti, mentre intanto attacca sulla destra l'Unitas, che guadagna, credo, un fallo laterale. Il direttore di gara ha indicato la fascia, non ha indicato l'angolo, quindi si riparte con le mani, con in particolare quelle di Basile. Va a rimettere in gioco il terzino destro della squadra saccense, pallone in aria, colpo di testa di Scattarreggia, poi Aloisio cerca la palla in verticale per Sheriff che può avanzare, serve Pellegrino, ancora Sheriff, palla al piede del 10, sovrappone Pellegrino, la palla è per lui, Pellegrino in anticipo ma viene chiuso dal grande intervento di Di Mino, palla in fallo laterale, ovazione per il numero 5 perché era una palla molto complicata da gestire. Pellegrino, se avesse anticipato il 5, sarebbe stato praticamente a tu per tu con Di Maggio. Qui Di Perna con lancio lungo, ancora in fallo laterale. Colline si impegna per prendere la palla il più presto possibile. La battuta, colpo di testa ancora di Di Mino, poi nuovamente Colline, spazza via Pecorino, palla in avanti. Ancora Don Carlo che gestisce, Martorana, appoggio a Porpe che va lungo. Colpo di testa di Perna dalle parti di Spezio, la finta del centrale, Colline sbaglia il tocco, il controllo di Tomasi che poi scodella dall'altra parte per Graci, Graci in area, anticipato in calcio d'angolo dall'intervento di Martorana, e dunque torna dalla bandierina la squadra di casa con Russo, anzi no, con il numero 7 Pecorino che va a battere. Arrivano adesso le torri in casa Unitas, la palla sul secondo palo, colpo di testa, fuori di pochissimo, ad un passo dal raddoppio l'Unitas. Ha già rimesso in gioco il pallone la Don Carlo con Di Spezio. Battuta lunga, cerca lo Gerfo, sponda aerea, la chiusura però ancora di Di Mino, bravissimo fin qui. Il numero 5. Poi Russo, verticale, Tomasi di testa per Graci che può andare, area di rigore. Graci, la palla messa in mezzo, c'è il velo che va a servire Gulino, sopra la traversa, erroraccio qui del 10. Ha avuto qualcosa di molto simile ad un match point, uno dei giocatori più talentuosi, uno degli aggregati storici, o meglio più abituali alla prima squadra di Angelo Calfano. Cerca di incoraggiare mister Interrante, ma sa bene che queste due occasioni avute quando mancano 25 minuti più recupero alla fine potrebbero pesare. Qui sbaglia ancora la Don Carlo, questa volta con Martorana, deve arrivare Scattarreggia, fallo di Tomasi, punizione. C'è l'avanzata di Romano.
Ok, c'è un fischio, intanto punizione. La gestione del pallone da parte di Perna, verticale per Gulino che arriva alla fine alla meglio di Spezio, forse con un fallo sì. Punizione Don Carlo. Colline, Virzì anticipato, Di Perna, l'appoggio per Pecorino. Russo se la sistema, calibra il cross, Di Spezio controlla, poi Romano, ancora Di Perna che sta provando a prendere in mano il centrocampo dei suoi. Milioti, rischio anche per via di un campo che ancora una volta qui al Gurrera non è per nulla perfetto, anzi tutt'altro. Di Perna, l'avanzata dell'8 che poi vede la corsa di Tomasi, scattareggia con l'anticipo ma sbaglia, di fatto regala per un attimo la palla al suo avversario, ha un ottimo riflesso, recupera Gulino, arriva Di Spezio. Virzì, spalle alla porta, a breve un altro cambio per la Don Carlo ma ne parlerò più avanti. Romano, Virzì con metri davanti, ancora avanza Virzì, Arrigo, Virzì allarga, Sheriff con la finta di cross viene fermato, tiene il pallone in campo ma alla meglio Basile. Di Perna, la sterzata, salta Romano che sembra anche un po' in debito di ossigeno, palla allargata, interviene Martorana. Di Mino, Russo, palla per Pecorino che non sa chi darla, ancora Russo, scambiano i due, qui bella giocata del 7, fermato da Romano, rimessa, c'è il cambio, il secondo per la Don Carlo Misilmeri, scocca l'ora di Giuseppe Tomarchio, esce Colline che esce dall'altra parte. Rimessa battuta da Russo, prova a controllare Di Perna, viene fermato da Di Spezio. Lo Gerfo ancora anticipato da Di Mino, gran partita del 5 fin qui. Gulino, Tomasi in fuorigioco. Il direttore di gara ammonisce Scattareggia che ha spintonato Gulino proprio sotto i suoi occhi, un po' ingenuo. E dunque secondo ammonito in casa Don Carlo Misilmeri dopo lo Gerf, precedenza ammonito Tomasi. Di Spezio, palla per Romano che si sta assumendo il controllo di tutti i palloni da giocare in casa Don Carlo, colpo di testa, poi arriva Tomasi, arriva il primo pallone della partita anche per Tomarchio, scatta Reggia, pressato, rischia di perderla, alla fine la perde e allora attenzione al tentativo dalla distanza, il 2-0 lo firma Gulino, straordinaria giocata, ancora un gol capolavoro e il gol del 2-0 per l'Unitas Sciacca. Splendido gol da parte di Gulino, splendido gol davvero. La rete del 2-0, l'esultanza davanti alla gradinata dello stadio Gurrera, cambia ancora il parziale al minuto 28, praticamente lo stesso minuto in cui nel primo tempo si è sbloccata la partita e arriva il 2-0, una perla assoluta da parte del numero 10 nero-verde, mentre intanto finisce la partita
di Scattarreggia inizia quella di Salvatore La Paglia, terzo cambio. E dunque si fa complicata la strada per i campioni regionali in carica. Unitas Ciacca qui ha recuperato un pallone praticamente sulla tre quarti campo con Scattarreggia che ha commesso un errore abbastanza evidente. Chi non ha commesso errori, anzi ha messo giù una perla straordinaria, è stato proprio Gulino, autore del punto del raddoppio. E adesso l'Unitas, al di là di quello che dovrà essere anche la gestione dei 15 minuti e mezzo più recupero, quindi probabilmente 20 minuti prima della fine dell'incontro, può tranquillamente anche mettersi in quella situazione di vantaggio qualora dovesse portare a termine il compito e vincere la partita, mettersi in quella situazione in cui può assistere da spettatore interessato alla gara di giovedì. Ricordo ancora una volta, fischio d'inizio alle 16 tra Don Carlo Misilmeri e New Eagles, per capire anche quel che serve contro i Mamertini lunedì. E intanto colpo di testa, palla fuori, subito pericoloso La Paglia, ad un passo dal gol il centrale, subentrato proprio dopo il gol di Gulino, ad un quarto d'ora dalla fine quella che è stata forse la prima vera palla gol del secondo tempo per gli uomini di Rizzo. Continua imperterrito a urlare, a dare incoraggiamenti mister Interrante, sente naturalmente avvicinarsi questo successo che sarebbe importante, anche perché sulla carta, almeno a giudicare da quelli che erano i giudizi iniziali, i pronostici parlavano di un eventuale, molto probabile finale tra Don Carlo Misilmeri e Nissa. Per ora però il campo sta dicendo ben altro. Russo evita l'intervento di Arrigo, che poi da dietro commette fallo. Prosegue tra l'altro il lavoro a bordo campo dei ragazzi neroverdi che stanno preparando al cambio. Ne ha ancora 4 Interrante, visto che ha sostituito per il momento Dasaro con Crivello. Dall'altra parte già 3 i cambi eseguiti dalla Don Carlo Misilmeri, che qui prova ad attaccare lo Gerfo, non arriva la protezione da parte di Crivello all'uscita di Di Maggio. Va a rinvio il portiere, che proprio in quella finale che vi menzionavo poc'anzi, quella degli Under 18 di 2 anni fa, una delle prime partite di un certo spessore trasmesse proprio da Sportisili dal giorno della sua fondazione, era tra i pali del Trapani. Aloisio, pallone scambiato con Tomarchio, poi Di Spezio, il controllo con un braccio di Sheriff, allora calcio di punizione. Predica calma qualora non l'abbiate sentito mister Interrante, di fatto un commento tecnico aggiunto mi sia passata la battuta. E la punizione battuta da Dimino, colpo di testa soltanto a prolungare da parte di Graci. Sono i 2 esterni d'attacco con una perla a testa che stanno fin qui decidendo la partita. 2 grandi giocate. Sheriff, Arrigo per la corsa di Lo Gerfo, che però stava ancora
facendo a sportellate con Di Mino, un duello che si è ripetuto per tutta la partita. Qui Russo, l'anticipo di Romano, era scivolato Russo che ritrova il pallone, lo appoggia a Milioti, poi di testa Martorana, ancora Milioti, Romano gli taglia la strada e recupera la palla, ancora Romano, non riesce a produrre e allora rimessa con le mani per l'Unitas, che qui la gioca sulla destra per Gulino, chiuso, ancora Gulino però riesce a farsi strada, cercato il colpo di tacco da Di Perna, ancora si gioca, fallo. Tanto è cambiato anche il parziale al Marco Tomaselli di Caltanissetta, sta vincendo la Ionica 2-0, stesso punteggio che stiamo vedendo qui. Tanto c'è a terra Di Mino che si rialza. Si può battere il calcio di punizione per l'Unitas Sciacca a 10 minuti dalla fine più recupero. Sulla palla c'è Di Perna. C'è il fischio. Pallone scodellato verso l'area di rigore, colpo di testa da parte di La Paglia, poi la gestione da parte di Tomasi. Milioti allarga su Graci, tocco sulla sinistra per Russo che va sul fondo, Russo tiene, inizialmente sembrava così, che avesse tenuto in campo il pallone, poi il guardalinee ha alzato la bandierina, quindi rinvio dal fondo per Porpè. La Paglia, il lancio, lo Gerfo cerca la sponda, si è mosso alle spalle la difesa, Rigo, Di Maggio aspetta lì la palla e poi la prende. Cerca Russo, verticale, sponda di Tomasi, corre Graci, va in avanti Graci, in area di rigore c'è Di Perna, la palla è per lui, spalla alla porta Lotto, lo scarico, Milioti, può essere zona tiro, la palla però gli rimane bloccata, ci prova lo stesso Milioti, palla fuori non di molto, applausi. Dal fondo Porpè, Tomarchio, lo Gerfo, sponda per Arrigo e viene anticipato. Di Perna, mette giù, inseguito da Aloisio, poi il contrasto con Tomarchio, rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Cercato lo Gerfo che viene anticipato, poi chiusura di Perna in fallo laterale. Tanto rilancio, controlla Tomasi, in mezzo a tre riesce a tenerla molto bene, applaudito dal pubblico. Poi fiondata, Romano controlla, ormai si è abbassato sui centrali Romano perché vuole prendere subito lui il pallone. Servizio per Virzì, Virzì fermato, subentra Tomarchio, Romano quasi incespica sul pallone, non riesce a servire Aloisio, poi bella giocata ancora di Graci, la spinta dell'autore del gol dell'1-0 che poi vede il pallone fermarsi praticamente. Tomasi fuori gioco.
Tanto si prepara un altro cambio per la Don Carlo Misilmeri, che va al rilancio a cercare lo Gerfo. Ancora lo scontro con Di Mino e ancora un fischio contro il centravanti di Mister Rizzo. E ancora una grande giocata difensiva di Di Mino. Intanto alle viste un cambio nella Don Carlo, come dicevo prima. Entra Salvatore Colombo, maglia numero 20. Esce Romano. Un po' stanco Giuseppe Romano, mentre c'è la punizione di Di Mino, anticipo di Di Spezio, poi lo Gerfo. Attenzione qui lo Gerfo, la sgomitata sotto gli occhi del direttore di gara. Termina anche in 10 la Don Carlo, espulsione per lo Gerfo. Qui poteva tranquillamente risparmiarsela qui Vincenzo Lo Gerfo questa sgomitata. Dunque si riparte per gli ultimi 5 minuti più recupero con l'Unitas che ha 2 gol in più e un uomo in più. Quindi qualora fosse già difficile per la Don Carlo, adesso diventa praticamente impossibile. Fallo di Sheriff, calcio di punizione. Però la punizione battuta verso Migliotti. Russo fermato senza fallo, poi Graci va giù, l'arbitro fischia, anzi era Tomasi ad andare giù. Punizione per l'Unitas Sciacca. C'è la punizione nel tentativo di Tomasi direttamente in porta, la fa uscire Porpe. L'invio dal fondo per il numero 1 della Don Carlo, ultimi 2 minuti e 40 secondi prima dello scoccare del 90esimo. 2-0 Unitas che può sfruttare anche la superiorità numerica. Ricordo un paio di minuti fa espulsione, rosso diretto meritato, mi sia consentito aggiungere, per lo Gerfo. Qui intanto attenzione a Graci in area di rigore, fuori gioco. Aveva calciato alle stelle il numero 11, autore, ricordo, del primo gol. Continua a non affidarsi alla sua panchina per il momento mister Interrante, che fin qui ha sostituito solo Dasaro con Crivello, tra l'altro cambio in parte forzato perché non era al meglio il numero 6 dopo un contatto. Qui intanto Tomasi fermato da Martorana, poi Sheriff in fallo laterale.
Colpo di testa di Pecorino, poi arriva Di Perna, passa almeno per un attimo sulla paglia, poi spazza Di Spezio. Sheriff, controllo, può correre il 10, allunga la falcata, lo ferma Gulino, poi la palla ce l'ha adesso Aloisio, spalle alla porta, non riesce alla gestione a Virzì che commette fallo. Anche Virzì un po' stanco, va detto che anche lui è reduce dalla partita di ieri della Don Carlo in quel di Bagheria contro l'Aspra, partita terminata 2-2, prima presenza da titolare in questa stagione per il centrocampista. Tanto colpo di testa, Gulino, servizio ancora sulla destra, c'è un contatto falloso, calcio di punizione. D'altra parte invece proprio Gulino è stato ieri titolare con i vari Di Maggio, Russo, Graci, Di Mino, Di Perna e lo stesso Tomasi che sono andati in panchina. Dunque c'è questa punizione, la punizione per l'Unitas Sciacca al 90° scaduto, pallone in area, allontanato dalla paglia, per l'arbitro fischia un fallo, calcio di punizione che adesso è per la Don Carlo. Manca poco ormai alla conclusione, dunque i primi 3 punti di questo triangolare di semifinale se li porta a casa la squadra di mister Interrante. Invece aggiorno anche dal Tomaselli di Caltanissetta, Ionica sempre avanti 2-0 contro la Nissa. La rimessa battuta da Martorana, poi allontana la difesa dell'Unitas sui piedi di Aloisio. Tomarchio con la palla in area, colpo di testa di Virzì che era in fuorigioco, aveva comunque mandato la palla fuori. Crampi per Milioti. Mentre prepara adesso un cambio la panchina dell'Unitas con l'ingresso di Leonardo Fauci, e numero 14 esce proprio Milioti che lascia la fascia a Di Mino. Dunque applausi per Milioti e anche per Fauci che dunque fa il suo debutto in partita, secondo cambio, anche questo un po' forzato visti i crampi che hanno colpito il capitano dell'Unitas. Qui perdono palla i neroverdi, perde palla subito dopo anche Virzì. Di Maggio se la va a prendere, può andare a rinvio il portiere dell'Unitas Sciacca, Tomasi anticipato, l'arbitro ha visto un fallo del numero 9 però, allora punizione. Sheriff, fallo su Sheriff, punizione ancora, qualche metro più avanti, altro cambio per l'Unitas, entra Puccio, maglia numero 17, esce Tomasi, applausi anche per lui. Non ha segnato, ma il suo lavoro lo ha svolto. Ha segnato i suoi 2 compagni di reparto, ma
c'è tanto del suo lavoro nella fase offensiva dell'Unitas. Punizione intanto Don Carlo allontanata. Pallone poi spazzato via da Russo. Sheriff protegge il fallo laterale. Qui Male nel controllo, allora prova a scattare Graci, viene fermato da Di Spezio. Ma per l'arbitro può bastare così, finisce la partita, vince l'Unitas Sciacca, che dunque sconfigge i campioni in carica della Don Carlo Misilmeri per 2-0. E dunque inizia bene per i neroverdi, male per la squadra detentrice del titolo regionale, il triangolare di semifinale del campionato regionale Sicilia Under 19 Juniores. Per quanto riguarda Sportisili, l'appuntamento è a giovedì per il secondo incontro di triangolare tra Don Carlo Misilmeri e New Eagles. Poi lunedì la sfida tra Unitas Sciacca e New Eagles per capire chi passerà il turno e chi andrà in finale. Naturalmente appuntamento con gli highlights di questa sfida. Voi non dimenticate di seguire Sportisili sui profili social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul canale YouTube ovviamente, al quale vi invitiamo a iscrivervi qualora non l'abbiate ancora fatto, e poi sul sito www.sportisili.it, dove potrete scoprire tutte le notizie sullo sport siciliano a 360 gradi. Dal Gurrera di Sciacca è tutto, ribadiamo il punteggio: Don Carlo Misilmeri, scusate, Unitas Sciacca 2, Don Carlo Misilmeri 0. Da Francesco Ammuca dal Gurrera di Sciacca è tutto, alla prossima!